molti di voi mi chiedete l'impasto della pasta cresciuta a zeppolella, che è la che noi facciamo a Napoli nello street food. Questo è l'impasto base. Io adesso aggiungo l'Everimar, ma voi potete aggiungere fiori di zucca, pezzetti di salame, potete fare o capricciole durate fritte, potete sfiziarvi come volete voi. Allora, mezzo chilo di farina, 10 grammi di lievito di birra fresco, 400 ml di acqua, un mezzo cucchiaio di sale e infine l'Everimar che io mi sono fatta dare da pisciavindolo qua giù. Miscate tutto bene bene con le mani, poi aggiungete un filo di olio. Qua deve venire un impasto così, vedete? Se nel caso vi risultasse un po' più duro, aggiungete altri 100 ml di acqua. Adesso lo coprite e aspettate che raddoppia di volume. Quando è raddoppiato di volume siete pronti per fare il zeppolino. Capite perché si diceva il zeppolaio? Ecco bella mano che tiene a fare il zeppolo, perché il zeppolaiolo, quello che faceva le zeppoline, per risparmiare sull'impasto faceva le zeppoline più piccoline. Il zeppolaio che bella mano tiene a fare il zeppolo, ecco qua, vi bagnate un po' le mani, prendete una ciotolina con l'acqua, vi bagnate un po' la mano e poi così fate la mano a cupo di la ranocchia, una ranogna così, ecco qua. Ecco qua, sono pronte, assaggiamo? Assaggiare. E se facete queste zeppoline scrivetemelo nei commenti.